Eccoci all'appuntamento con le donne venete. Diamo subito la linea a Mara dal Zocchio. Benvenuta Mara e buona domenica. Buongiorno Giulio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di RPL, la radio libera che ti dà la possibilità di essere sempre al corrente di tutto ciò che succede nel nostro paese, ma che ti dà anche la possibilità di intervenire in diretta per esprimere il tuo pensiero senza filtri. Innanzitutto auguro una buona domenica alla Presidente delle Donne Padane Silvana e a tutte le Presidenti associate delle varie province e regioni. E non manco di augurare buone vacanze a chi le già, a chi dovrà ancora godersi il meritato riposo dopo un anno di lavoro, perché oggi per me è l'ultimo appuntamento con voi prima della pausa estiva. Nel frattempo vi chiedo se avete ascoltato il mio spot alla radio che mi invitava a scaricare l'applicazione di RPL sul vostro telefonino per essere sempre in contatto con noi. È facile, è veloce, è semplice e in qualsiasi momento vi potete collegare, anche sotto l'ombrellone o durante una passeggiata in montagna, in giro in bicicletta. Non sarete mai soli, ma in buona compagnia dei nostri conduttori. Quindi mi raccomando, ascoltate il mio consiglio, ascoltate anche il consiglio degli altri conduttori, di tutte le persone che con il loro sport vi hanno proposto questa iniziativa e raccomando, è facile e veloce. Ci risentiremo però ad inizio di settembre, io con voi, voi con me, per commentare assieme la cronaca politica o qualsiasi altro fatto interessante che ci riguarda direttamente, che riguarda direttamente i cittadini. Se volete parlare con me, il numero da comporre è lo 02 66 20 35 29. Ecco, oggi vorrei parlare con voi dell'ottimo risultato ottenuto dalla Lega alle elezioni europee, senza dimenticare peraltro le amministrative recentissime che hanno confermato la crescita e l'approvazione dei cittadini nei confronti della Lega in città e regioni notoriamente fidelizzate al centro-sinistra. Un cambiamento dato dal buonsenso e dai fatti concreti che mese dopo mese stiamo realizzando. Cito sinteticamente alcuni temi, no? Come il decreto sicurezza, la legittima difesa, lo sblocca cantieri che finalmente darà impulso alla nostra economia con un risvolto positivo anche sull'occupazione, perché purtroppo lo sappiamo, qui da noi un tema molto preoccupante è quello della disoccupazione giovanile. Molti giovani se ne vanno all'estero cercando più fortuna che purtroppo qui non siamo riusciti a dare negli anni passati. Con queste iniziative messe in campo invece dal governo, con il ministro Salvini, cerchiamo di recuperare anche tutti questi nostri giovani, dare loro la possibilità di rimanere sul nostro territorio e aumentare così quello che è il nostro PIL. Andiamo avanti con i temi, i porti chiusi. Iniziativa messa in campo per cercare di ostacolare la tratta di esseri umani e nel frattempo evitare le conseguenze funeste che purtroppo questo tipo di migrazione comporta. La quota 100, che darà la possibilità a tantissime persone di andare in pensione e permettere così ai nostri giovani di affacciarsi al mondo del lavoro. La flat tax, ne avete sentito parlare, ora è applicata solo in minima parte, ma verrà ovviamente estesa, come ha detto Salvini più volte, senza mai dimenticare comunque le nostre radici cristiane, la nostra cultura e le nostre tradizioni che sono sempre e comunque da difendere. Ecco, sono solo alcuni esempi che dimostrano la coerenza della Lega e che Salvini sta attuando al governo. Penso che sia per questo che i cittadini comunque elezione dopo elezione ci dimostrano sempre di più fiducia. Vi ricordate il giorno prima delle elezioni europee, guarda caso, i sondaggi usciti erano
non favorevoli, diciamo, alla Lega al 100%, in quanto dicevano che negli ultimi giorni c'era stato un ridimensionamento dei consensi nei confronti della Lega e che quindi non avrebbe ottenuto quei risultati che ci si poteva aspettare. Così invece non è stato, i risultati sono stati più che ottimi, ritornando quindi alle elezioni europee, elezioni che hanno visto un forte aumento dei consensi verso i cosiddetti sovranisti. Ecco che ora non sarà mai più come prima, perché queste elezioni hanno segnato l'inizio di un cambiamento a più voci richiesto, perché l'Europa possa diventare un'Europa veramente dei cittadini e non più governata da finanzieri o da burocrati. Deve prevalere la politica e non solo gli interessi economici di pochi. Questo è il messaggio che è stato mandato all'Europa, questo messaggio che sembra difficoltoso ad essere recepito, perché comunque l'Europa, lo vedete, sta cercando in tutti i modi di ostacolare questo cambiamento che comunque è in atto e che comunque i cittadini esprimono e che comunque i cittadini richiedono, e se il popolo si mette in viaggio, voi lo sapete, non lo ferma più nessuno. Io vorrei, in attesa che qualcuno magari telefoni per dire la sua anche sulle elezioni europee, su come vedrebbe l'Europa, scrivendo il numero 0266203529, e volevo portare all'attenzione anche di un altro fatto che però non è stato ripreso da nessuno. È questo che alle europee si è evidenziato come la Lega sia un partito di donne. Perché questo lo dico? E guardate che è importantissimo per la Lega, perché da sempre considerata un partito maschilista, si è rilevata invece come un partito che dà molto spazio alle donne, ma non solo. Molte donne vengono elette e molte donne votano le donne. Io ho mandato così un editoriale ai nostri giornali trentini, perché io vi ricordo sono una consigliera provinciale in Trentino, eletta alle ultime elezioni di ottobre 2018, che hanno visto eleggere una giunta governata dalla Lega. Il nostro presidente Maurizio Fugatti è un leghista e quindi cerchiamo di portare avanti, sono anche capogruppo della Lega, quindi cerchiamo di portare avanti, di sfatare questo mito che la Lega sia un partito esclusivamente maschile. Forse i toni magari usati anche nel passato potevano dare questa impressione, però ricordatevi che gli obiettivi non sono maschili e femminili, gli obiettivi sono di tutti e quindi anche le donne si sono riconosciute negli obiettivi proposti sempre dalla Lega. E d'altra parte il risultato degli europei da leghista mi rende particolarmente orgogliosa, dato che solamente a 2 partiti su 6 è riuscito di far eleggere più donne che uomini. Ecco, non si tratta chiaramente della prima volta che la Lega è veicolo dell'elezione di un numero significativo di donne in seno ad un'assemblea legislativa. Basti pensare alle recenti elezioni provinciali appunto trentine, come vi dicevo, con l'ingresso in consiglio di ben 5 donne, 2 delle quali sono diventate assessore e una è diventata, come è sottoscritta, appunto capogruppo. Tuttavia, quello di queste europee è un risultato storico, tanto più che se si accompagna ad un altro dato assai importante, eppure anche questo curiosamente silenziato da tanti media, cioè il fatto che la Lega sia stato il partito più votato dalle italiane e non di poco. Infatti, grazie ad un'elaborazione di Eurtrend realizzata
su un campione di 5.000 interviste realizzate tra il 25 e il 26 maggio, e sui risultati scrutinati anche è emerso anche come la Lega sia punto di riferimento proprio per le donne italiane. 7 italiane su 10 hanno votato Lega o si sono astenute, hanno solo poco più di 1 su 10 invece ha votato PD. Questi sono dei dati molto significativi. Per quanto possa apparire curioso e dissonante dallo stereotipo che vuole il partito di Matteo Salvini, medievale, maschilista, i numeri descrivono quindi una realtà ben diversa. La realtà di una Lega come forza interclassista, ormai affermata su base nazionale, ed anche appunto nettamente rosa. Un aspetto, quest'ultimo, che alcuni non potranno fare a meno di giudicare sorprendente, ma che ha solide radici storiche. Come dimenticare infatti che fu proprio la Lega nel lontano 1994 a fare eleggere nella persona dell'allora onorevole Pivetti la più giovane presidente della Camera della storia italiana. E come non ricordare come esattamente 10 anni o sono fu sempre la Lega a portare all'elezione di Sandy Kane primo sindaco donna di colore d'Italia. Ricordiamoci di queste cose, perché sono importanti, perché quando i nostri detrattori ci dicono che noi siamo un partito maschilista, che siamo contro le persone solo perché sono di colore, non è assolutamente vero, non è vero. Noi siamo per le cose giuste. E questo dobbiamo ricordarlo sempre alle persone che ci dicono che noi siamo dei razzisti e dei xenofobi. Non è assolutamente vero, senza ricordare che comunque abbiamo un grande senatore di colore anche nel nostro Parlamento. Questi sono primati di ieri che spiegano quelli di oggi, con i numeri degli europei che incorrono nella Lega come partito femminile, potremmo dire anche, e voglio sottolinearlo bene, non femminista, che sono due cose completamente diverse. Ora, per quale motivo tutto ciò non è adeguatamente evidenziato dai media? Questa dimenticanza, io penso che origina dal fatto che la Lega non ha mai smesso di sottolineare l'importanza della famiglia tradizionale, da taluni ritenuta spregiativamente tradizionale, invece per noi è un vanto, e della vocazione materna, chiaramente da non intendersi come incompatibile, con il ruolo lavorativo, ma da concepire comunque come valore fondamentale. In secondo luogo ho l'impressione si faccia fatica a riconoscere la vicinanza della Lega alle donne anche per la lotta senza quartiere che fa all'utero in affitto, pratica aberrante che umilia la dignità femminile, ma a favore della quale gravitano interessi economici enormi. Ecco, questi magari sono due motivi che fanno ritenere che la Lega, ovviamente dalla parte del centro-sinistra, non sia una Lega femminile, no? e sia solamente una Lega maschile che usa toni forti, che usa un linguaggio non adatto alle donne. Ecco, io credo, come ripeto, che invece il centro focale della Lega, quella che la porta ad essere apprezzata dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani, è proprio quella che i temi portati avanti dalla Lega sono temi condivisi sia dalle donne che dagli uomini. All'interno non c'è questa contrapposizione uomini e donne, che è sbagliatissima.
ci sono modi diversi di interpretare magari la politica, ma che devono essere portati avanti nell'interesse comune e quindi non divisi tra temi per donne e temi per uomini. I temi sono uguali per tutti e li dobbiamo portare avanti assieme, perché poi i risultati ricadono su tutti noi. Mara, ti fermo, abbiamo una chiamata per te. Grazie Giulio, ti ho in linea. Pronto? Pronto, chi ho in linea? Buongiorno, io mi chiamo Antonietta e parlo da Treviso. Antonietta, buongiorno. Buongiorno, posso divagare oppure c'è un punto fermo da trattare? No, guardi, lei può dire, questa è la radio libera, l'ho detto all'inizio della trasmissione, tutti i cittadini possono dire la loro anche in maniera contrastante magari a quello che ho detto fino adesso io. La sua telefonata è libera, lei può intervenire come crede. Prego. Grazie, io volevo un suo giudizio. Dunque hanno parlato 4-5 giorni fa di una zingara che praticamente era sempre incinta, ha messo al mondo 11 figli, i quali sono stati adottati e questa adesso l'hanno messa in galera, per fortuna. E poi un suo giudizio su un ragazzo che hanno intervistato ieri, non ha ancora 21 anni, è arrivato con un barcone, felice di rimanere in Italia, gli hanno trovato un lavoro, gli hanno dato una casa, ha messo al mondo 2 figli, cioè praticamente non ha ancora 21 anni. Secondo lei è una cosa normale questa? Quando noi ormai io non potrò più mettere al mondo figli, però le signore, le spose giovani che vorrebbero tanto avere più di un figlio o addirittura poter mettere al mondo il primo figlio, non lo fanno perché non hanno possibilità economiche. Questo non ha ancora 21 anni, ha già 2 figli. Io non lo so, mi dia lei un suo parere anche riguardo quella maledetta tra virgolette, perché non è possibile mettere al mondo, essere sempre incinta solo per lo scopo di andare a rubare e poi fregarsene di figli che vadano dove vadano, tanto lei una volta partoriti è ritornata al suo mestiere di ladra. Grazie signora. Allora, grazie a lei Antonietta, io cercherò di rispondere, sicuramente non sarà una mia risposta esaustiva. Allora, per quanto riguarda le persone, come ha detto lei, che nomadi, diciamo, no? Perché non si può usare l'altro termine, anche se qualcuno l'ha scritto sul giornale, è chiaro che è un caso emblematico, nel senso che non è l'unico, no? È una loro cultura che purtroppo non regolamentata, dico io, sta portando questi risultati, ma c'è di mezzo comunque anche la giustizia, perché non è possibile che una persona continuamente eserciti quel lavoro di ladra, come ha detto lei, no? e comunque rimanga sempre sul territorio libera perché costantemente incinta. Ecco, allora diciamo che la dignità delle persone deve essere sempre salvaguardata, di tutte le persone, però dobbiamo far rispettare quelle che sono le nostre regole. Quindi se loro sono adesso in Italia e non si ritengono più nomadi, ma si ritengono persone che vogliono vivere stabilmente sul nostro territorio, devono dimenticarsi della loro cultura nomade per abbracciare quella che è la cultura del nostro Stato, e quindi certe cose non possono più essere permesse, perché questa non è più cultura, non venitemi che quello di rubare è una cultura, no, non è assolutamente una cultura. Ecco, e comunque vedo che il governo in questo senso ci sta lavorando, perché comunque bisognerà cambiare anche la giustizia e deve essere questa giustizia, come dire, ai tempi nostri, deve essere adattata ai tempi nostri. Per quanto riguarda il ragazzo che è arrivato sul nostro territorio con un barcone, per carità, io lo ripeto sempre, se c'è un giusto motivo, che scappano veramente dalle guerre e che queste persone hanno diritto ad essere accolte nel nostro paese. Altro è un'immigrazione che invece non ha niente a che fare con l'umanità,
ma che sono persone che vengono sfruttate da delle gruppi, diciamo, che lucrano sul disagio di alcune persone, oppure lucrano solo nel dare opportunità ad altre persone di arrivare sul nostro territorio, promettendo mari e monti, cosa che non è assolutamente, che è impensabile in questo momento. È chiaro che comunque il nostro governo sta attuando e mettendo in atto delle norme che siano utili per far accrescere la natalità nel nostro Stato, una natalità rivolta soprattutto ovviamente ai cittadini italiani che fanno pochi figli perché comunque dobbiamo anche sottolineare quanto l'economia influisca anche sui genitori che intendono fare uno o più figli. Ecco, sia il governo che il governo trentino stanno attuando delle norme che possano aumentare appunto la natalità nel nostro territorio, per esempio riducendo quelle che sono le rette degli asili nido, dando degli incentivi a chi fa 1, 2 o più figli. Poi purtroppo, per fortuna comunque sia, quando ci sono dei figli, voi lo sapete, sia italiani che di persone comunque straniere, anche se non cittadine italiane, questi figli devono essere tutelati dal nostro Stato, e ci mancherebbe altro, e quindi però è chiaro che come sono tutelati loro, devono essere tutelati nello stesso modo anche i nostri. Purtroppo abbiamo tanti cittadini italiani che si trovano in difficoltà, che non hanno un lavoro perché l'hanno perso, perché non riescono a trovarlo, quindi non riescono a fare la famiglia, oppure non riescono a portare avanti la famiglia, e lo sappiamo che gli incentivi che ci sono per i nostri cittadini italiani non sono così importanti da poterli aiutare nel modo adeguato. Mara, ti ricordo che adesso hai ancora 1 minuto, poi siamo ai saluti. Va bene, grazie. Allora, anche perché volevo dire, ricordiamo che in Italia gli italiani sono un popolo di grandi lavoratori, di risparmiatori, che con i loro risparmi hanno comunque, magari con i mutui, con tanti sacrifici, sono comprati una casa, e già quello è sufficiente per non far rientrare queste persone bisognose nelle liste delle persone da aiutare. Quindi io vi ringrazio tutti per l'ascolto, ringrazio la signora che ha telefonato, ringrazio tutti i conduttori di RPL, mi raccomando, scaricate l'applicazione, ringrazio Giulio per il collegamento. Noi ci ritroveremo in trasmissione con il mese di settembre. Vi auguro una buona vacanza a tutti da Mara Dal Socchio, un bacione, un abbraccio. Avete ascoltato Donne Padane.